Buonasera da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Venerdì 24 febbraio riaperta, dopo lavori di ristrutturazione, la palestra destinata alla nobile arte, alla box, presso il complesso della scuola primaria Marconi ad Ariano Polesine. I lavori hanno riguardato sia opere edili che di impiantistica e l'intervento strutturale si prefiggeva l'obiettivo di mantenere in buono stato l'immobile, garantendo la fruibilità degli spazi pubblici. L'intervento ha avuto un costo di 60.000 euro, di cui 39.900 derivati da un apposito finanziamento regionale e la restante parte con fondi propri comunali. La box ad Ariano ha sempre avuto tantissimi sostenitori, anche per i tanti atleti che sia nel mondo dilettantistico che professionistico hanno iniziato proprio nella cittadina bassopolesana a tirare i primi pugni. I meriti di questa tradizione, radicata ad Ariano, va sicuramente a tutti i dirigenti che si sono succeduti e naturalmente, per citarne qualcuno presente nella serata, a Franco Avanzi, già presidente del sodalizio allora Unione Pugilistica Driese dal 1979 al 1992 e per anni commissario a livello nazionale, e naturalmente anche all'attuale presidente Amos Macapanni e all'istruttore Pietro Avanzi. A Franco Avanzi, per la sua grandissima passione e per il grande lavoro fatto per sostenere questa disciplina, una targa consegnata dal sindaco. All'istruttore Pietro Avanzi un trofeo simboleggiante un guantone da box, a ringraziamento per la sua attività di atleta prima, 60 incontri da dilettante con importanti traguardi raggiunti, e per essere da 50 anni insostituibile preparatore degli appassionati della nobile arte, dai giovanissimi agli amatori, che in tutti questi anni hanno calcato il ring. Tra gli altri presente alla serata il decano dei pugili polesani, Mario Cristi, 90 anni, omaggiato con un mazzo di fiori proprio dall'inesauribile Franco Avanzi. L'amministrazione comunale, presente con il sindaco Luisa Beltrami, con la vice sindaco ed alcuni assessori e consiglieri, ha sottolineato l'importanza di essere a fianco di questa e di tutte le associazioni del paese. Ci tenevamo a poterlo sistemare, a poter rendere questo ambiente più utilizzabile in maniera più consona. L'attenzione che abbiamo voluto riservare a questi spazi deriva dal fatto che soprattutto nel periodo in cui stiamo vivendo ancora di più gli ambienti che sono dedicati allo sport e quindi all'attività che va al benessere psicofisico delle persone vanno favoriti. Sono ambienti che quindi, oltre a curare l'aspetto del benessere fisico e psichico delle persone, sono dei punti aggregativi. La presenza di tanti giovani qua sicuramente ci conforta e ci conferma anche su questo, mi fa veramente piacere. E mi fa piacere di come anche avete organizzato questo momento, perché avete richiamato persone che passavano da qui anni fa, e questo veramente è un segno anche della vostra tenacia, di quanto ci tenete a questo sport, e quindi ancora di più andava sistemato e andava consegnato questo stabile, in modo che possiate avere la legittimità e un ambiente idoneo per poter svolgere i vostri campionati, i vostri allenamenti. Quindi io ringrazio il progettista, l'ufficio tecnico e la ditta esecutrice, perché hanno svolto il lavoro anche secondo le tempistiche che ci siamo dati, e è rimasto tutto un po' nel rispetto dei tempi.